Dopo il pareggio esterno sul campo del Como, le ragazze della GSM Verona calcano per la prima volta in campionato il sintetico di Via Sogare, con l'obiettivo di ottenere i 3 punti contro il Perugia. La formazione perugina va per prima al tiro con Pugnali, ma il Verona a passare subito in vantaggio con Marta Mason, che di prima intenzione spedisce in rete il pallone messo in mezzo da Veronica Napoli. Le gialloblu vogliono subito chiudere il match e attaccano con veemenza. Al sesto le scaligere vanno vicine al raddoppio con il solito cross pennellato dalla Napoli, ottima la sua prova, per la fucilata a lato di Toselli. La stessa numero 7 veronese poco dopo si fa respingere il tiro da un difensore. Raddoppio che giunge all'11°, discesa di Toselli sulla destra, pallone in mezzo dove Capitan Gabbiadini di tacco prolunga per Veronica Napoli. L'italo-americana da posizione favorevole piazza la sfera sotto la traversa. Trascorrono solamente 4 minuti e le veronesi chiudono virtualmente il match scoccando la terza freccia. Fa tutto Marta Mason che ruba palla alla distratta difesa perugina, si invola in area e batte l'incolpevole Monsignori. Melania Gabbiadini potrebbe arrotondare, ma la sua fiondata non trova il bersaglio grosso. Poco prima della mezz'ora la GSM Verona torna a farsi pericoloso con una bella azione corale. La conclusione finale di Naila Ramera termina però fuori. Spettacolare l'azione che prima del riposo porta le gialloblu sul 4-0. Scambio in velocità tra Gabbiadini e Mason. Il capitano si fa respingere la conclusione, ma ci pensa Marta Mason a ribadire in rete il pallone della tripletta personale. Squadra a riposo con il risultato già in cassaforte per le scaligere. La ripresa si apre con la cannonata da fuori di Naila Ramera che chiama Monsignori alla respinta. Il Verona controlla la gara senza spingere eccessivamente e mister Longega può far entrare anche le giovani Gelmetti, Belfanti e Baldo. Al 29° della ripresa arriva la prima conclusione del Perugia nello specchio, con Pugnali che chiama Ockstrom alla deviazione in angolo. Le gialloblu rispondono con la conclusione della scatenata Mason che si fa toccare il pallone in angolo dalla brava Monsignori. Il quinto gol veronese nell'aria arriva al 34°, opera di Capitan Gabbiadini, che dalla destra si incunia in area e batte il portiere con un violento destro. Le giovani gialloblu entrate da poco confezionano una bella azione con la conclusione alta di Belfanti. Finisce con un netto 5-0 la sfida tra GSM Verona e Perugia, un Verona convincente soprattutto nella prima frazione. Le gialloblu sabato prossimo saranno chiamate ad affrontare una trasferta insidiosa sul campo del Mozzanica.